Il governo ci ripensi, lo stop allo spostamento tra comuni nei giorni di Natale è una bestialità scientifica, il monito di Zaia sulla misura del DPCM, il senatore veneziano Ferrazzi tra i 25 parlamentari Dem che hanno chiesto a Palazzo Chigi di fare marcia indietro. Stop spostamenti, rabbia nei piccoli comuni, sono 39 in Veneto sotto i 1000 abitanti, chiesta una deroga per le piccole realtà, così siamo in prigione, sbotta il sindaco di Porto Buffolè. Nel frattempo in Veneto superati le 4.000 vittime dall'inizio della pandemia, ma la curva dei contagi è in calo quasi in ogni provincia. La Svizzera intanto inserisce la regione nella sua lista rossa, il governatore intervenga lo Stato. Arriva la temuta ondata di maltempo in Veneto, da queste ore per tutto il weekend attenzione massima per piogge, forte vento e neve in montagna, allerta rossa per il bacino del Piave pedemontano. Violento ritenuto pericoloso perché guardava siti di imam radicali, espulso dall'Italia un giovane tunisino che viveva a Padova. Folla commossa nel Duomo di Montebelluna per i funerali di Remo Sernagiotto, il mondo della politica per l'ultimo saluto dal governatore Zaia Raffaele Fitto, presente anche Galan, ma anche tanti cittadini. Piano di rilancio di Ryanair per gli aeroporti del nord-est a fare la parte del Leone Treviso con 45 rotte, che diventa la 15ª base d'Italia. Lo scalo trevigiano, il più colpito dalla pandemia, riapre il 30 di marzo. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Sono le reazioni al DPCM di Natale ad aprire questa sera il nostro telegiornale, in particolare quella del governatore Zaia. È una bestialità scientifica, mi auguro che il governo si ravveda, dice Zaia riferendosi agli spostamenti tra comuni, al divieto per i giorni di Natale, ma oggi si segna un record sul fronte delle vittime. Partiamo proprio da qui. Abbiamo passato la soglia dei 4.065 più 83. Nei numeri diffusi dal presidente Zaia, quello peggiore riguarda i decessi, che ha superato quota 4.000. Il governatore però evidenzia una curva con una tendenza in calo. La curva dà una tendenza in calo. Andando nello specifico, piega su Belluno, piega su Padova, piega su Treviso, su Venezia mantiene un trend, se anche poco aggressivo, ma di crescita, piega su Vicenza, piega su Verona ed è, diciamo, in tendenza a piegare su Rovigo. In Venezia resta ancora con una timida crescita. Per questo Zaia torna ad appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini. Commentando poi le nuove restrizioni del DPCM, il presidente auspica un ripensamento da parte del governo. Se è vero che comunque le restrizioni, alcune regole ci servono, è altrettanto vero che da un punto di vista epidemiologico, sanitario, la chiusura dei confini comunali in questi 3 giorni non ha una ratio sostenibile. Mi fa piacere che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, dopo di me, abbia detto le stesse robe. E allora, siccome fino a prima dicevo cazzate, io voglio vedere se qualcuno dice che adesso siamo in 2 a dire cazzate. Dire oggi che da un punto di vista sanitario, il rischio sanitario della chiusura di un comune di poche centinaia di abitanti o di 1.000-2.000 abitanti quei giorni sia uguale a quello della chiusura dei confini comunali di un comune di 3 milioni di abitanti come Roma, piuttosto 2 milioni come Milano, piuttosto che tanti capoluoghi di regione che vanno oltre i 200-300.000 e su abitanti, e vuol dire scientificamente una bestialità. Spero veramente in un ravvedimento del governo. Non è vero che non si possa prendere in mano questa situazione, alla luce anche di quello che dice il CTS. Nel frattempo la Svizzera inserisce Veneto, Emilia e Friuli Venezia Giulia nella lista rossa, vietandone dunque l'ingresso. Il governatore Zaia commenta: se io fossi lo Stato interverrei. Ma a chiedere un passo indietro sul divieto agli spostamenti tra comuni anche un'ala nutrita della maggioranza di governo. Ci sono ben 25 parlamentari Dem a chiederlo, tra di loro anche il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Noi chiediamo all'interno del decreto, che condividiamo, diciamo, nella sua ispirazione di fondo,
Abbiamo chiesto con questa nostra sollecitazione di consentire di fatto alle persone sole di avere la possibilità nel giorno di Natale e di Capodanno e del Santo Stefano del 26 dicembre di essere visitate a casa, appunto in caso di solitudine e via dicendo, insomma, no? Perché sappiamo bene che quando ci sono comuni grandi, in Roma 3 milioni di abitanti quasi, fondamentalmente è molto più probabile che tutti i nuclei familiari di uno stesso ceppo familiare siano all'interno dello stesso comune. Quando invece siamo in presenza, come il Veneto con 500 comuni o in Piemonte con più di 1000 comuni, è molto probabile che appunto sono comuni talmente piccoli per cui i gruppi di famiglia abitano in luoghi diversi, quindi abbiamo semplicemente chiesto e sollecitato che ci fosse un'attenzione per questa cosa molto particolare. Dopodiché è del tutto evidente che il provvedimento del governo è un provvedimento giusto e equilibrato, è un provvedimento che cerca di non buttare all'ortica tutta la fatica fatta dai cittadini, dalle famiglie e delle imprese in questi ultimi 2 mesi per far fronte a questa seconda epidemia. La protesta è quella in particolare quindi dei piccoli comuni. Un appello arriva dal sindaco di Porto Buffolè, uno dei più piccoli, anzi il più piccolo della Marca trevigiana. I cittadini di Roma, i cittadini di Treviso hanno un territorio molto vasto e quindi possono muoversi. Qua a Porto Buffolè, con un territorio piccolo così, veramente non andiamo da nessuna parte. E quello che mi dà fastidio è che oggi si sta votando in Parlamento l'apertura dei porti, quindi è più importante che venga fuori la gente dal resto del mondo, che possono circolare liberamente, e i nostri cittadini li teniamo chiusi, peggio di essere in prigione. Un Natale in prigione, questa è l'espressione usata dal sindaco del più piccolo comune della Marca, sia per popolazione circa 750 abitanti che per territorio 5 km quadrati, comune peraltro che gravita economicamente e affettivamente con il vicino Friuli. Lo stesso sindaco ha parenti a Prata di Pordenone. Devono farci spostare almeno di un raggio di 30-40 km, in modo da poter andare a trovare i propri cari nelle feste natalizie. È Natale per tutti, per i grandi come per i piccoli. Assolutamente sì. E questa è la storia di tanti piccoli comuni in Veneto, 39 sotto i 1000 abitanti, da Foggia sull'altopiano a Zoppè di Cadore, passando per la padovana Barbona o Cande in Polesine, tanto che la fondazione Think Tank del Nord-Est chiede di valutare delle deroghe per i piccoli municipi, dove il rischio di un Natale triste è più concreto. Avendo anche meno servizi, che non ci sono tutti giustamente, perché appunto il paese è quello che è, se uno ha bisogno deve comunque spostarsi e tutto è indispensabile adesso. Noi siamo piccoli, quindi non vedo neanche perché uno non può spostarsi, andare a trovare i suoi cari, i suoi familiari, è una questione di umanità. Ma qui a Porto Buffolè, in uno dei borghi più belli d'Italia, per qualcuno sarà un Natale di lavoro e speranza. Luca Giuliana sta realizzando il suo sogno, un'enoteca da aprire con il nuovo anno. Siamo qua, pronti e carichi perché noi non molliamo. E la pandemia non vi spaventa? Ma neanche un po', non esiste, noi continuiamo a lottare, non ci arrendiamo mai. E dal nuovo DPCM è arrivata anche una frenata allo shopping, ma la corsa ai regali si fa quindi infrasettimanale. Il nuovo DPCM rivoluziona lo shopping, blinda non solo le festività ma anche parzialmente la corsa agli acquisti tipica del periodo. Saracinesche dei centri commerciali abbassate nei festivi e prefestivi, cosa che in questo ponte fa giocare d'anticipo i molti che puntavano al regalo. La scala delle priorità prevede anche dei sacrifici e quindi... I regali quando andrà a farli? Adesso. Mi ha costretto mia moglie e bisogna trovare il tempo durante la settimana. Lei condivide questa scelta? Per la sicurezza di tutti sì. Adesso, in questo momento facciamo lo shopping. Il decreto del 3 dicembre per far fronte all'emergenza sanitaria, evitando gli assembramenti nei luoghi più frequentati, chiude gli esercizi all'interno dei mercati, dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florvivaistici, tabacchi ed edicole, mentre fino al 6 gennaio è consentita l'apertura dei negozi al dettaglio fino alle 21. Contro il DPCM ci sono i ristoratori che parlano di un contentino guardando al Natale. Ci danno questo contentino di fare il Natale e il Capodanno,
ma le parlo per me, io personalmente rinuncerei anche a Natale e al Capodanno per poter lavorare tutte le sere nel mese di dicembre. È arrabbiato il presidente dei ristoratori di Vicenza. Le chiusure serali dei ristoranti rischiano di mettere definitivamente in ginocchio la categoria. Il mese di dicembre è quello dove si concentrano le cene aziendali, di auguri, piuttosto che delle famiglie. Non lavorare significa perdere il 20% del fatturato. In questo anno molti si sono avventurati sulla strada del takeaway o del delivery, ma è servito a poco. Oggi siamo in una condizione in cui c'è qualcuno che sta abbandonando addirittura questa opportunità, perché si è reso conto che è difficile e che rende poco. Un bilancio economico fino a qui disastroso, un anno, il 2020, talmente anomalo che è impossibile da definire, le prospettive appaiono incerte. La prospettiva al momento è nebbia totale, ci parla già addirittura di andare oltre metà gennaio. Non credo sia questa la risoluzione del problema, l'ho detto più volte. I ristoranti sono luoghi sicuri dove, controllando le cose come sono state controllate fino adesso da parte nostra, penso si possa lavorare serenamente. Così invece siamo alla canna del gas. C'è poi il capitolo del maltempo, ci sono anche delle notizie dell'ultima ora come questa che arriva da Belluno. Possiamo vedere brevemente la nota ufficiale della prefettura. Per domani a Belluno si chiudono le scuole di ogni ordine e grado, così dispone il prefetto di Belluno Cogode. Sono quindi ore di apprensione in montagna ma in tutto il Veneto. A fare il punto è l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccina, che ha concluso da poco una riunione all'unità di crisi di Marghera. Non è prevista una situazione come quella di Vaia, anche se il fenomeno che sta per arrivare è un fenomeno particolarmente intenso, sia dal punto di vista della piovosità. Abbiamo punte previste di 300 mm di pioggia nell'arco delle 48 ore e oltre 200 mm nelle 24 ore, soprattutto nella zona montana e pedemontana, in modo particolare del Veneto orientale. Ovviamente sorvegliati speciali saranno anche i fiumi della pianura, soprattutto della parte del Veneto orientale. Poiché da questa sera inizierà a piovere e a nevicare in montagna, ma poi ci sarà un innalzamento della temperatura nelle ore della giornata di domani, si presenterà anche il rischio valanghe, quindi con tutto quello che ne consegue. Ieri ci siamo attrezzati, siamo sul pezzo, la sala operativa è pronta, anche oggi i volontari della protezione civile stanno trasportando gruppi elettrogeni nelle località montane in vista appunto dei fenomeni meteo rilevanti, quindi con la possibilità di blackout. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile stanno spostando i mezzi di movimento terra anche per eventuali frane, slavine che dovessero capitare. Ovviamente siamo in contatto con tutte le strutture, Veneto Strade, ANAS, Terna, situazione particolarmente delicata per quanto riguarda case di riposo, ospedali della zona montana. È previsto anche un bel picco di marea per quanto riguarda Venezia, che tra l'altro con questo forte vento che ricorda un po' il 12 novembre dello scorso anno. Sì, è previsto anche un vento di scirocco nella parte montana, pedemontana e di tutto il litorale, quindi con alta marea, e quindi nelle prossime 48 ore, se possibile, di evitare gli spostamenti. Assessore Bottaccina, che in questi minuti sta valutando con i sindaci del Lago Ordino eventuali evacuazioni a scopo precauzionale secondo quanto previsto dal piano valanghe. Questa è notizia di pochi istanti fa. A Belluno si chiudono nella giornata di domani anche i drive-in per i tamponi. Rimaniamo in montagna, dove la situazione è monitorata anche dal punto di vista della viabilità, chiusi i passi alpini. Questo è l'aggiornamento di Veneto Strade. Da questa sera saranno chiusi tutti i passi alpini, cioè, tanto per capirci, Falzarago, Fedaia e gli altri Campolongo, eccetera, gli altri passi per motivi precauzionali, quindi anche prima di andare in chiusura per problemi di altezza di neve, li chiudiamo precauzionalmente da questa sera. Ovviamente il grosso della nevicata è previsto soprattutto nella giornata di domani e quindi interverremo con tutti i mezzi, con tutti i nostri mezzi, dalle frese, agli spazzaneve, ai vari mezzi di cui disponiamo, per cercare di garantire il transito degli automobilisti.
Più complesso diventa il problema domenica, perché domenica è prevista ancora neve fino alle 24, però con la presenza di scirocco. E allora sappiamo che quando c'è neve e c'è scirocco aumenta in maniera consistente il rischio di valanga. Quindi useremo una particolare attenzione, quindi con la possibilità di chiudere alcuni tratti di strada dove ci sono soggetti a valanghe storiche, diciamo, in caso di un accumulo eccessivo di neve ovviamente chiuderemo le strade qualora in presenza di valanghe. Dalla montagna alla laguna, prima avete sentito anche l'assessore Bottacin, l'allerta meteo quindi colpisce anche Venezia, in cui è stata prevista dal centro maree per stanotte con la nuova ondata di maltempo una massima di 135 cm alle 2:40, dato che ha fatto decidere l'innalzamento delle barriere a difesa della città. Per la prima volta tutte le paratoie del Mose saranno alzate in notturna, un importante stress test. L'annuncio di Cinzia Zincone proprio in questi minuti, provveditore alle opere pubbliche per il nord-est. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per la cronaca che ci porta a Padova per una espulsione, vediamo. Guardava video dove si insegnava a costruire armi, siti di imam radicali che inneggiavano alla jihad e siti di chiara propaganda anti-occidentale. Da almeno 3 anni Araf Rimi, 19enne tunisino, era sorvegliato dalla Digos di Padova. Senza fissa dimora, bazzicava in città frequentando spacciatori e pregiudicati. Una persona spesso violenta con precedenti per resistenza pubblico ufficiale e droga. Il profilo classico di quello che viene definito un lupo solitario. Il giovane nelle scorse ore è stato espulso dall'Italia dopo molteplici tentativi falliti. Finalmente le pratiche di riconoscimento avviate in collaborazione con la Tunisia sono terminate e lo straniero è stato rimpatriato per motivi di sicurezza nazionale. Purtroppo non sempre l'identificazione di un cittadino straniero risulta essere facile. Vale molto la collaborazione dello Stato di appartenenza. Se c'è una buona collaborazione, come in questo momento con le autorità tunisine, l'identificazione dei soggetti avviene anche in maniera spedita, però non è molto facile, è molto semplice, perché loro spesso non dicono quelle che sono le vere generalità, ma soprattutto l'appartenenza ad uno Stato. Il tunisino in passato era stato portato ai centri di permanenza di Roma e Gorizia, ma poi aveva sempre fatto ritorno a Padova, dove trovava alloggio a casa di connazionali. Le sue frequentazioni soprattutto con soggetti legati alla criminalità comune, quindi soggetti legati allo spaccio, ai reati contro il patrimonio, e poi non disdegnava anche di visitare certi siti, motivo per cui è stato attenzionato dalla Digos. Anche questa volta, fino alla fine, ha tentato di evitare il rimpatrio. Sull'aereo che lo riportava in Tunisia ha tentato di mettere in atto gesti di autolesionismo e di fingere disturbi mentali, ma alla fine è stato trasferito definitivamente in patria. Una folla commossa nel pomeriggio ha dato l'addio a Remo Sernagiotto nella sua Montebelluna, 400 persone nel Duomo cittadino secondo le disposizioni anti-Covid, tra loro il governatore Luca Zaia, l'ex sindaco Favero, il sindaco di Venezia Brugnaro, il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, l'europarlamentare Raffaele Fitto, presente anche l'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan. La comunità si è stretta attorno alla famiglia di Sernagiotto. Nel telegiornale di Treviso il servizio sulla cerimonia. Rimaniamo a Treviso, dove ci sono anche le buone notizie, soprattutto per l'aeroporto Canova. Open a 2 aircraft base in Treviso. We'll have 45 routes, 18 new destinations. È Eddie Wilson in persona, amministratore delegato di Ryanair, a scandire date e cifre di quella che sembra una vera e propria rinascita per il Canova a partire dal 30 marzo. Parla di fiducia Mr. Wilson guardando al vaccino anti-Covid e alle attese di ripartenza per il mercato internazionale nel turismo come nel business. Per lo scalo trevigiano, inesorabilmente vuoto da mesi, parliamo di 45 rotte, 6 nazionali, 39 internazionali. Di queste 18 nuove di zecca verso Tel Aviv, Salonico, Alicante, Francoforte,
Alghero, solo per citarne alcune. Ma lo scarto sta nel nuovo ruolo del Canova, che diventa la 15ª base in Italia del colosso volante, punto di riferimento a nord-est. Questo significa 2 aeromobili di base, 60 dipendenti stanziali, una promozione che Treviso aspettava dal primo volo Ryanair del 1998. Una volta a regime il nuovo piano porterà 3 milioni di passeggeri nei 3 aeroporti del sistema Veneto con Venezia e Verona, ma Treviso farà la parte del leone, 45 rotte appunto su 60 complessive parleranno trevigiano. Con questo accordo noi ci assicuriamo una grande capacità in termini di numero di posti, di destinazioni, di servizi. Di un cantiere per il futuro parla il sindaco Mario Conte, che lancia il cuore oltre l'ostacolo guardando anche alle Olimpiadi 2026. Oggi è una giornata davvero importante per la città di Treviso, è emozionante perché in un momento caratterizzato dalla pandemia, dalle restrizioni, dal lockdown, noi stiamo progettando e costruendo quello che sarà un futuro glorioso per la nostra città e per il nostro territorio. Primo cittadino che ricorda la partita ancora aperta sul master plan d'area e il monitoraggio ambientale portato avanti con Save, partita che Conte rilancia. Non ci resta, come dicevo prima, che prendere il volo insieme alla nostra comunità e alla nostra città. C'è il secondo report di giornata sul fronte del contagio di Regione del Veneto con azienda zero, possiamo vederlo insieme, 1563 nuovi casi di positività nella giornata di oggi. Se guardiamo le ultime 24 ore sono 3653, 4116 i decessi complessivi, quindi si è superata la soglia, lo ha ribadito anche il governatore Zaia, dei 4000 decessi causa Covid. È tutto per l'edizione regionale. Grazie per l'attenzione, adesso le previsioni del tempo. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Benvenuti al Meteo. Ci attendono 3 giorni di forte maltempo sul nostro territorio a causa di una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 5 dicembre. Sul Veneto cielo coperto con condizioni di tempo spiccatamente instabile. Avremo infatti precipitazioni estese per tutto l'arco della giornata. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero anche essere di forte intensità. Neve abbondante sulle Alpi dai 1000 metri, venti moderati da sud-est. Temperature in aumento grazie allo scirocco, minime tra 3 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 15 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse su tutto il territorio, vedete, a tratti saranno anche molto forti. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo insieme alla situazione del Trentino Alto Adige, piogge diffuse anche a carattere di rovescio temporale sulle Dolomiti, nevicate anche al mattino in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.